I premi per le produzioni di qualità li incassano ogni anno circa 3.000 aziende agricole della Sardegna. Hanno soltanto un obbligo: allevare gli agnelli seguendo un disciplinare non troppo rigido. Per concedere il marchio IGP, indicazione geografica protetta, si doveva verificare che gli allevamenti rispettassero le regole, ma per anni nessuno ha fatto i controlli, neppure il consorzio costituito proprio con questo ruolo. I premi in denaro sono arrivati puntualmente e tutti hanno incassato in silenzio. La carne col marchio in macelleria si paga più cara e nel frattempo gli allevatori ottengono gli incentivi pubblici. Il sistema faceva comodo a tanti e ora che è stato smascherato, in 131 hanno già ricevuto l'avviso di garanzia. L'accusa per tutti è quella di truffa ai danni dello Stato e della Regione. Tra gli indagati ci sono circa 90 allevatori, ma anche molti macellatori e gli amministratori del consorzio IGP e dell'agenzia regionale che insieme avrebbero dovuto verificare il rispetto dei disciplinari. Battista Coalbu è il vicepresidente del consorzio IGP che raggruppa 3 dei 6.000 pastori della Sardegna. Il consiglio di amministrazione è composto da 8 persone. Coalbu è uno dei 4 non indagati. Come funzionava il sistema di certificazione degli agnelli sardi? Funziona che c'è un ente di controllo, si è iniziato diversi anni fa, una decina di anni fa, con l'OCPA, che era un organismo in parte pubblico e in parte privato, che era appunto l'organismo preposto a fare i controlli, cioè veniva nelle nostre aziende, verificava che la razza delle pecore che alleviamo è una razza sarda, che l'agnello nato, allevato e macellato in Sardegna viene nutrito direttamente dalla madre e non con farina latte o con delle luppe. Il sistema sembrava perfetto, peccato però che i controlli non venissero svolti. Sembrerebbe dalle indagini che l'organismo di controllo, appunto di allora, l'OCPA, non facesse tutti i controlli in campo. Siamo fiduciosi che le indagini si concludano quanto prima e sicuro è una cosa, che l'allevatore ha fatto la propria parte, per cui riteniamo sostanzialmente ingiusto che a pagare sia chi ha fatto il proprio dovere, cioè noi allevatori. Gli allevatori sono già pronti a difendersi, loro, disciplinare per gli agnelli IGP, dicono di averlo rispettato, eppure nessuno lo ha mai verificato e questa è la conferma. Quali sono le regole per gli agnelli IGP? Noi abbiamo come regola di mettere il cartellino prima di mandarli al macello, fare tutta la documentazione prevista da questa normativa. Ed ogni tanto venivano a fare i controlli da voi? Mi sa di no. Non si è mai visto nessuno? No. L'inchiesta della Procura di Sassari non è conclusa perché ancora c'è da verificare per quanti anni sono state violate le regole. Quindi voi dite nei mercati abbiamo venduto soltanto agnelli di qualità? Assolutamente, su questo credo che non ci sia nessun dubbio, i consumatori possono starne tranquilli. Dopo lo scandalo dell'IGP neanche i macellai si fidano ciecamente dei fornitori. Nel vostro bancone abbiamo l'agnello IGP, sarà quello davvero autenticamente sardo? Ma guarda, noi non ci fermiamo solamente all'IGP, ma fondamentalmente vogliamo capire anche da dove arriva e magari anche conoscere il pastore che lo ha allevato, prima di metterlo nel mio banco, perché la prima garanzia ai miei clienti gliela do io, la mia professionalità. Perché purtroppo con tutti gli scandali che abbiamo visto non sempre far parte di un certo consorzio identifica la tracciabilità. Questo non dovrebbe essere così, però purtroppo è questo. Ha visto dello scandalo degli agnelli taroccati? Sì. Cosa ne pensa? Che ci dovrebbe essere più controllo, non solo noi piccoli, diciamo. Ma i clienti si fidano ancora dell'agnello sardo col marchio IGP? Sì. Però gli agnelli col marchio venivano venduti senza i controlli. Noi non ne abbiamo mai prese di quelle. Prendiamo sempre il sardo. Per Pasqua le vendite sono andate a gonfie vele, ma la notizia dell'inchiesta ha reso un po' più diffidenti anche i consumatori. E lei si fida ancora del marchio? Beh, se sono onesti mi fido. Il marchio secondo lei corrisponde alla qualità? Penso di sì, che bisogna stare molto attenti. Lei si fida quando deve comprare un agnello con marchio IGP? No, non mi fido. Cioè, marchio Sardegna, cioè macellato in Sardegna, va bene. Però la provenienza non so se sia come si dice, è di fuori oppure